Eccoci, primo Sitter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, vi ricordo che siamo sulla pagina Facebook, siamo anche in rigorosa diretta, dunque potete mandare i messaggi, sono le 21 e 32 minuti primi, minuto più, minuto meno. Allora Denis, sono arrivati i messaggi e ricordiamo ancora che i nostri telespettatori, i cittadini di Padova, possono intervenire con la linea diretta con il sindaco. Denis. Messaggi, se per te va bene Giorgio io comincerei con i primi. Andiamo con i messaggi, ne passiamo 4 ogni rientro alla pubblicità, a meno che non ci siano cose urgenti. Vai pure Denis. Buonasera signor Sindaco, a che punto siamo con la candidatura UNESCO degli affreschi di Giotto? Sarebbe un vanto per la città. Li leggiamo tutti insieme così poi il Sindaco risponde insomma, a tutti i messaggi che di volta in volta leggeremo. Secondo messaggio, non pensa che bisognerebbe aumentare i controlli nei parchi cittadini, soprattutto alla sera, visto la presenza di sbandati? Cosa state facendo per questo? Grazie. Andiamo a leggere anche il terzo messaggio. Sindaco, la Prandina è una irripetibile occasione di creare un bel polmone verde proprio in centro. Ci pensi, oggi i turisti non cercano più città piene di auto e smog, ma luoghi salubri e tranquilli. E andiamo con l'ultimo messaggio di questo primo blocco. Avete in mente di fare qualcosa per valorizzare il salone sotto Palazzo della Ragione? È un pezzo di storia della città. Se ricordiamo i numeri per interagire, ricordando che siamo in diretta, Denis, così sì. Se qualcuno si è collegato ora lo può fare. Sì. Allora, vedete in sovrimpressione i numeri, potete chiamarci allo 049 80 777 53 oppure mandarci un sms al 366 229 1811. Bene, lo vedete sempre in sovrimpressione. Prego la risposta. Allora, prima domanda, che mi fa anche piacere parlarne, sono molto ottimista. Io penso che lo sapremo in giro di un paio di settimane. Io confido che saremo vincitori. Sono molto ottimista, lo sapremo 6 settimane prima di quando sarà l'avvenimento, per cui mi aspetto che in un paio di settimane sarà la decisione finale. Come sapete, come avete letto al giornale, ho invitato il Presidente Draghi, mi farebbe molto piacere se viene, è un'occasione unica per la città, dopo la pandemia il rilancio della città sarebbe importante, sia che venga il Presidente Draghi, che è stata un'emozione parlarci assieme obiettivamente, perché parlava di Padova come perché Paolo lo conosce, mi ha chiesto dove sarà l'ospedale, dove è il Padova. Ho fatto un sacco di domande, uno si trova è emozionato a dire, il Presidente del Consiglio mi chiede parti specifiche di Padova. La moglie è padovana, lui si è laureato e insegnato qui, quindi... Personaggio eccezionale, per cui ho avuto l'occasione di invitarlo, perché sono abbastanza tranquillo che vinceremo, non dico sono sicuro, ma sono abbastanza tranquillo. È un'occasione unica per Padova perché vuol dire in poche città al mondo hanno 2 siti UNESCO, uno è l'Orto Botanico, ricordo, e il secondo sarà la pittura del 1300 di Padova. Per cui sono contentissimo dell'occasione per Padova che va utilizzata al massimo. Le chiedo se è breve perché ho tante domande poi da farle. Quello dei parchi, i controlli. Stiamo intensificando al massimo, con l'assessore Bonavina, stiamo intensificando al massimo i controlli. Lo ripeto per l'ennesima volta. Non sono un buonista, chi sbaglia paga in maniera totale, non si può sbagliare su queste cose, per cui vi ricordo che abbiamo aumentato i controlli in tutti i sensi, abbiamo comprato cani antidroga, veramente l'assessore sta dando il massimo, la polizia locale sta dando il massimo per controllare questi fenomeni di sbandati. Nel contempo faccio una cosa molto importante per me. Ogni tanto c'è qualche attacco alle cucine popolari, Dio mio. Voglio che vi rendiate conto una cosa, la sicurezza, l'aiuto alla loro sicurezza. Se non avessimo cucine popolari che danno un pasto caldo a gente bisognosa, avremo persone in più che circolano in città che creano problemi. Perché quando uno ha fame, non c'è un discorso. Per cui mettetevi in atto, o quando uno contesta le cucine popolari, rendetevi conto del servizio che fanno alla città, un servizio indispensabile. Ci tenevo a dire questo perché è veramente importante. Per cui i controlli sono massimi. La polizia locale sta lavorando in maniera efficiente assieme all'assessore. Dopo ci chiedevano
sono 4. Su quali? No, va bene, adesso erano quelli due. No, c'erano altre due domande interessanti. Sì, se riusciamo a rivederli, chiedo alla regia a Marco di riproporli rapidamente, se abbiamo la possibilità di vedere i messaggi, perché sento Dennis che ha il telefono quindi impegnato in redazione e quindi non vorrei. Non mi ricordo, no, vi dico la verità. Aumentare i controlli, questo l'abbiamo visto, andiamo alla la Prandina, sì, no, ma ce n'era un altro ancora. La Prandina, eccolo qui, perché questo dice che vorrebbe togliere il parcheggio, questo messaggio qui dice la Prandina, no, giusto? La Prandina, argomento importante, importantissimo. Qui tutti tengono... È qualcosa per valorizzare il palazzo della sotto il salone. Prandina è un argomento importante, ne ho parlato anche prima. Allora, la Prandina, c'è chi vuole tutto prato, c'è chi vuole tutto parcheggi. Come ho detto, bisogna trovare una via di mezzo, in maniera tranquilla, serena, graduale, capire anche quanto valore nel senso di affluenza ha, e quindi di conseguenza. Adesso finora è stato gratis, quando diventeremo proprietari, che spero sia in maggio, noi siamo già tutto a posto, manca solo l'autorizzazione. Quando c'è cambio di ministro, cambia anche i funzionari e di conseguenza c'è stato il cambio dei funzionari. Aspettiamo la firma praticamente, siamo a posto in tutti i sensi. Dopo ragioneremo con la comunità, come fare, come trovare soluzioni, ma con gradualità, senza esagerare in nessun senso. Bene. Sotto il salone abbiamo un posto eccezionale, sotto tutti gli aspetti, profumi, odori, sapori, sotto l'aspetto culturale dobbiamo valorizzare al massimo. Noi con l'assessore Bressa e l'assessore Michalissi, col consiglio di amministrazione che sto appena rieletto, stiamo lavorando per dare il massimo di enfasi sotto il salone. Abbiamo un gioiellino che non siamo autorizzando ancora bene. Allora mi collego a questo suo... Perché è molto complicato l'utilizzo, perché gli orari, bisogna trovare un modo di fare cose assieme. Senta, proprio in virtù, adesso le interrompo io, in virtù di questo che stai dicendo il Palazzo della Ragione, ci sono, adesso sotto il salone, sì, sotto il Palazzo della Ragione, insomma, sotto il Palazzo della Ragione, esatto. Molti palazzi storici della città di Padova sono in vendita, sono all'asta, e non ha paura che questi palazzi vengano acquistati da delle multinazionali e che non rendano più Padova ai padovani, ma che arrivi, non so, un gruppo di cinesi, un gruppo di... Per fare cosa? Per prendere i palazzi più importanti storici, non lo so, le chiedo, so. se lei lo sa, so che ho letto che molti di questi palazzi vanno all'asta e ci potrebbe essere questa possibilità che delle multinazionali, visto l'alto costo, acquistino questi palazzi e non so poi cosa faranno, glielo chiedo a lei. Domanda molto interessante. Invimit è lo Stato praticamente che è proprietario di questi palazzi, sono tanti, anche il caserma Romagnole. Certo, ho fatto questa domanda apposta. Esattamente, è un argomento molto importante. Ho avuto modo di parlare con l'amministratore delegato nuovo, da poco, per cui ho un incontro a breve con la signora. Se io le interrompo perché c'è la telefonata, se no poi non chiamano più. È un argomento importante per quanto riguarda la città e il caserma Romagnoli. E lì ci fermiamo perché era un tema che voglio sentire da lei. Sentiamo la telefonata, pronto, chi abbiamo in linea, buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Parliamo qui da Padova, centro storico. Centro storico, prego. Desideravamo sapere quando è possibile creare una struttura verde in piazza Insurrezione, creare un bel parco in piazza Insurrezione, oppure creare un garage appunto sottostante. Non ho capito, se può essere perché c'era un disturbo, ce lo può ripetere? Creare un parco verde dove? Volevamo sapere dal sindaco, conoscere dal sindaco, le sue impressioni sulla possibilità di creare un parco verde in piazza Insurrezione e sotto ovviamente un garage multipiano. Ecco. È riuscito a capire dito, il piazza Insurrezione, un parco verde lì e sotto fare un parcheggio sotterraneo. Questo dice. Altre domande da fare al sindaco? Ma no. Grazie, no. Grazie. Allora, grazie alla telefonata, dice perché piazza Insurrezione facciamo un interrato il parcheggio in modo tale che non si vedono le macchine, che sarebbe davvero una bella cosa. È affascinante. Certo. Difficile fare il parcheggio sotto, obiettivamente nessuno si prende il rischio. Voi sapete perfettamente che tra resti romani e etruschi basta scavare un po' si trova tutto quanto, per cui nessuno si prende questo rischio. Però mi affascina moltissimo fare qualcosa di verde in piazza Insurrezione. A me non piace vedere le auto, non piace a nessuno.
Però anche con questo va fatto con calma, con un po' di... Il prossimo mandato, insomma. Ma stiamo ragionando tutti assieme. Il bilancio è una cosa importante per il Comune di Padova. C'è un reddito molto alto, porta Piazza Insurrezione. Come dovere, come amministratore, come delega il bilancio, devo mantenere gli equilibri, è molto importante. Da un reddito molto importante, devo trovare una soluzione, mi affascina molto l'idea del verde là, in maniera incredibile. Però per il momento... Con calma, lo facciamo, lo faremo. Un'altra domanda cos'era? No, era questa la domanda. Sotto il salone è una cosa eccezionale, bisogna assolutamente... No, ma aveva già risposto a questo. La domanda che le avevo fatto sui palazzi, stava iniziando il discorso che poi l'ho interrotto. Sui palazzi ce ne sono tanti, ho avuto modo di parlare con Individi, l'amministratore delegato, verrà a Padova tra poco. Mi farà molto piacere. Ricordiamo i palazzi delle Debite, quello di fronte a Pedrocchi, ce ne sono molti bellissimi tra l'altro. Fantastici. E tra tutti i palazzi ricordo che ovviamente il Comune come amministratore comunale ha un certo potere su cosa va a fare uno, sì piuttosto che no, per cui non è che uno sia libero di fare quello che vuole, tanto per essere molto chiari, per cui c'è sempre l'amministrazione comunale che vigila su questo. Però quello che mi interessa molto stabilire un accordo, un colloquio con un nuovo amministratore delegato, in più parlare Romagnoli, perché è uno dei punti dolenti della mia amministrazione, nel senso non sono riuscito a fare niente. Finché c'era un vecchio amministratore delegato, che poi era talmente bravo che l'hanno passato al Mose. Ricordiamo Romagnoli, la caserma che si trova a Chiesa Nuova. Via Chiesa Nuova. Sì, dopo è costato le cose, chiedo scusa. È un'area di 150.000 metri quadrati, enorme. Di conseguenza quest'area qua, in qualche maniera, mi ricordo che Chiesa Nuova è un quartiere, è una statale, abitavo là, è una strada, però bisogna trovare un sistema per valorizzare Caserma Romagnoli, con una piazza, con abitazioni, con gli alberi. Vi ricordo che siamo vicino al parco Brentelle. Per cui siamo proprio a fianco, per cui sarebbe bello utilizzare una parte, metà per fare il parco e metà per fare qualcos'altro. Sono molto interessato alla faccenda, o tutti gli abitanti che non sono interessati, ho conosciuto l'amministratore delegato, ho instaurato un ottimo rapporto, mi verrò a breve. Sotto l'aspetto progettuale bisogna... L'amministrazione controllerà con molta attenzione tutti questi palazzi storici di Padova, compreso la Romagnoli. È un gioiello, un palazzo delle Debite, per cui... è un gioiello, sì. Chiaramente, prima che qualcuno... Anche quello di fronte a Pedrocchi che non ricordo il nome. Siamo pieni di palazzi gioielli, che magari sono indivi, l'importante è che non arrivano i cinesi o gli arabi. Con tutto rispetto ai cinesi e arabi, ma che fanno delle cose commerciali che non vanno bene alla città, questo volevo dire. Ma il commerciale passa attraverso l'amministrazione comunale, a parte sotto 1500 metri quadrati, non può essere un centro. Ora telefonata, sentiamo che abbiamo linea. Pronto? Buonasera, con chi parliamo, da dove? Sono Tonello da Padova, buonasera. Da dove parla? Scusi, abbiamo un ritorno, chiedo alla regia se riusciamo a sistemare l'audio perché non riusciamo a sentirlo bene. Da dove chiama esattamente la zona di Padova? Da Padova, via Comino Madonna Pellegrina. Madonna Pellegrina, prego. Le chiedo scusa ma abbiamo un audio un po' che rimbomba all'interno, prego. Sì. Riabbiamo l'audio per cortesia che è andato via, pronto? Pronto? Ecco, prego, faccia pure la domanda. Ecco, senta, io abito alla Madonna Pellegrina in via Comino. C'è un'area di fronte al parco, c'è un parco comunale, di fronte al parco, esattamente dietro al civico 89, di un'area in degrado, un'area che è all'asta. Quest'area da molto tempo non viene pulita, non c'è nessuno che la cura, ci sono topi e ratti. La mia abitazione confina con quest'area. Mi sono rivolti ai vigili, sono usciti molte volte l'anno scorso. Quest'anno mi hanno detto che purtroppo devo rifare la domanda di perché possono intervenire. Come mi devo comportare?
Allora dice praticamente vicino a casa sua Pellegrina Sì. c'è un parco che ha degrado, ci sono i topi, ci sono questo qua. Ha parlato con i vigili hanno detto che deve rifare la domanda perché qualcuno del comune passi per fare pulizia di questo parco. Ho detto tutto giusto, credo. No, il parco, è l'area. È l'area di fronte al parco. L'area di fronte al parco. Di fronte al parco. Non sono in grado di dare una risposta onestamente, perché ovviamente non conosco il programma, però domani mattina mi interesso e faccio dare una risposta, perché se è pubblica, è privata? È privata l'area, è privata. L'area è privata. Ascolti, sulle aree private noi posso fare un'ordinanza per obbligare le persone a pulire, però non posso intervenire come amministrazione comunale, perché se no diventa danno erariale. Poi posso, ovviamente sarà mia cura, chiamare il proprietario, tenga pulito l'area, posso fare un'ordinanza, però questo è il mio potere fino a qua. Dopo non posso fare lavori sfalso perché è un'area privata, però mi farò dare il numero di telefono, certo, allora il numero e domani cercherò di sistemare il problema. Ecco, mi piace di seguire. Ecco. Grazie alla telefonata, casomai Dennis prende il nome e la zona che certo. Domani il sindaco ovviamente farà controllare quella zona e ovviamente raccomanderà per poterlo farlo pulire. Senta, allora parlavamo dei palazzi e che l'amministrazione controllerà che non siano fatte delle corbellerie, usiamo questo termine, e sarà sempre molto attenta. Invito vuole che sia fatto porcheria, è lo Stato, eh? Sì, lo Stato, certo. Se qualcuno acquista, poi quello che acquista non venga male. Senta Sindaco, poco tempo fa è successo un po' di polemica per via della polizia locale che ha preso quel ragazzo di colore, che l'ha tenuto per terra e ne è nata una bella, ovviamente qualcuno ha ripreso, l'ha messo sui social e ne è venuto fuori. Lei su questo cosa ci dice? Il mestiere della polizia locale è molto difficile, prima di tutto. Probabilmente il ragazzo non si è fermato e gli agenti l'hanno fermato, bloccato, però non ha fatto niente, obiettivamente. Poi, però ne è nato un po' di polemica. Ho capito, però stiamo sempre esagerando, mi spiace quello che è successo. Però se uno dice si fermi contro un documento, uno non può scappare, cosa fa la polizia? Scusi, si ferma, dopo cerchiamo di ragionare, non è successo niente, ho capito che... Però l'ha tenuto per terra un po' di più, Mario, tirando su in piedi. Un po' di più, se il ragazzo si fermava non c'era niente, tanto per essere che mi spiace, non è certamente il modo di fare, per carità, però lo ha capito anche la polizia locale, fa un mestiere duro, sapete quante cose dicono la polizia, non solo locale, la polizia di Stato, carabinieri, quando sono i gruppi di ragazzi, o anche non ragazzi, insulti, e loro devono portare pazienza, buttare giù il boccone amaro. È un mestiere difficile quello che fanno loro. Per cui, non voglio dire giusto o sbagliato, però comprendiamo anche chi fa questo lavoro. È un lavoro difficile e complicato. Perfetto. Ma tutti quanti, per cui, forse hanno esagerato un po', però se uno scappa, si fermi, ovviamente uno su età, lo fermo su. Un ragazzo fa fatica a fermare, deve fermarsi, mostrare i documenti, è finita là. Insomma, non esageriamo su queste cose, non sono per dire sbagliato. È nato un po' di polemiche. Sì, ma le polemiche. No, volevo sentire a me le polemiche non mi appartengono. Beh, ma non l'ha fatta lei. No, ma nemmeno io non leggo i social, non cerco di limitare il mio giornale, anche le letture di giornali, non voglio farmi condizionare perché preferisco ragionare con la mia testa. Perfetto. Senta, una delle cose invece che mi arrivano anche sul telefonino, mi arrivano delle petizioni di fare le firme su pediatria. Ho letto che pediatria manca poco che venga dato l'appalto, e invece c'è una parte dei vecchi politici, una parte di persone lungimiranti che dicono farla lì rovina l'estetica, ecco, e mi arrivano addirittura oggi, proprio mi è arrivato sul telefonino, poi le faccio vedere, una petizione da firmare, da approvare, ovviamente. Il problema è che bisogna fare sta pediatria, perché ovviamente tanti dicono perché non la portiamo all'ospedale nuovo, così bisogna che passino altri 10 anni, insomma, vabbè, lei cosa mi dice e se ne è a conoscenza di tutto quello che sta accadendo dietro e si inizieranno i lavori? Certo che sono a conoscenza perché in continuazione parlo con l'università per quanto riguarda la direzione generale dell'ospedale a cui è affidata la progettazione. Io l'ho detto 1000 volte, mi ripeto ancora, io sono per i bambini, per mamme e bambini. Io capisco tantissime cose, però da quanti anni parliamo di pediatria? Tantissimi anni.
a me non va di continuare a parlare di pediatria. E poi vi ricordo una cosa, cosa succederà? Via Giustiniani, sarà pediatria, l'ospedale della mamma, una torre nuova per quanto riguarda pronto soccorso, sale operatorie, un policlinico, tutto il resto verrà abbattuto. Vuol dire che avremo veramente un'area verde enorme, enorme. È un pollaio adesso. Chiedo alla regia se abbiamo, chiedo a Marco renderi, mentre parla così facciamo vedere anche l'area. No, per questo. Pollaio. Se abbiamo il rendering della pediatria. Un'area verde bellissima, bellissima, con una struttura efficiente. Eccolo qui, guardi, per cui, stiamo facendo vedere, eccolo qui. Non faccio fatica, adesso, per carità, non ho cultura di tante persone per capire certe cose, però io penso che, io ho nipoti, e in qualche occasione sono andato in pediatria, in qualche occasione sono andato a visitare i piccoli dei miei amici. Non è possibile che se le mamme mettono un materasso per terra perché devono stare con i bambini, materasso per terra. Ma fate un giro in pediatria per cortesia, vedete come è. Ma perché allora c'è questa parte che insiste? Secondo lei perché lo fa? Lo fa per dar conto al suo operato o all'operato della regione? O l'operato della regione? Penso di aver ragione, sono convinto che penso di aver ragione, ognuno ha le sue ragioni. Dicevo, lo fa per dare conto all'operato della regione o di lei, oppure proprio perché istituzionalmente è brutto vedere quell'opera lì? Nella loro idea sia questo è brutto. Io non la penso in maniera diversa, per cui lui la pensa in stessa maniera mia, stessa cosa dell'azienda ospedaliera, lui la pensiamo in un'altra maniera, sbagliato, giusto, però io non voglio passare altri anni e avere la responsabilità di dire non è stata fatta pediatria. Io voglio che sia fatta pediatria, ma il dottor Dabben, che è il nuovo direttore generale, sta accelerando i tempi, sta andando avanti. Io penso che a maggio farà i capitolati, dopo farà la gara, a fine anno sarà una gara, per cui il prossimo anno mi auguro, spero di vedere che cresca pediatria. Dopo non sta a me decidere certe cose. Io ho un'idea, gli altri ne hanno un'altra, non posso condizionare l'idea degli altri. Secondo me è giusto, secondo altri è sbagliato. Non lo so, ecco, io sto da mamma. I lavori ormai sono imminenti, insomma lì. Insomma, sono imminenti, no, 6, 7, 8 mesi, 10 mesi. Io sto da parte di bambini e mamma, a me interessa questo oggi, mi interessa che venga buttato giù il monoblocco, venga fatto qualcosa di positivo per la città, sotto l'aspetto ospedaliero. Ricordo 900 posti letto, ricordo che a Padova sono stati altri 900 posti letto, per cui avremo un ospedale a livello europeo, con un'eccellenza medica incredibile nostra, perché ogni volta che ho modo di vedere come operano, sia sotto l'aspetto di esperienza personale, esperienza degli altri, abbiamo una qualità medica eccezionale. È giusto che ci sia una struttura eccezionale. Non abbiamo il Presidente Zaia ha messo 6 mesi a mettersi d'accordo. Gli abbiamo dato 560.000 metri quadrati di terreno gratis, nel senso per fare l'ospedale. L'aspetto economico non c'è problema. Non voglio più sentire parlare, per quanto mi riguarda, dell'ospedale, nel senso, voglio che sia fatto. Perché è giusto che Padova abbia un ospedale. Io penso così, non tutti la pensano come me, mi spiace, questo è il mio pensiero, sbaglio, probabilmente sì, però questa è la mia idea e la porto avanti. Perfetto. Penso sia giusto. È stato molto chiaro. Va bene, andiamo in pubblicità, arrivederete con noi tra poco. Preghiamo ancora.